Buongiorno, buon gustai della buona cucina e del capitone e dell'anguilla e buongiorno anche ai pesca sportivi che utilizzano spesso e volentieri l'anguillina come esca viva. Ed è di pochi giorni fa la notizia, proprio all'inizio del 2024, che prevede uno stop di 6 mesi per la pesca dell'anguilla nel Mediterraneo e un totale stop della pesca per hobby. Il futuro delle anguille europee è in forte rischio nel Mediterraneo e ci sarà uno stop nel corso dell'anno alla pesca di questi abitanti del mare. Ma prima di leggere questo articolo di stop e le motivazioni, cerchiamo di capire un po' bene e di conoscere meglio questo meraviglioso e particolare abitante del mare. L'anguilla è un pesce bizzarro, dalle caratteristiche davvero singolari, che riesce a combinare tratti fisici da serpente e capacità da anfibio. Per la scienza alcuni dei suoi comportamenti sono ancora un mistero e in particolare si sa ancora poco della sua riproduzione, nonché del viaggio di migliaia di chilometri affrontato dagli esemplari adulti per portarla a termine. Come ha ricordato il professor Corrado Piccinetti dell'Università di Bologna, infatti, le anguille italiane vivono in un'ampia gamma di ambienti, provenendo da una sola area di riproduzione, detto Mar dei Sargassi, una zona, anzi una fascia di mare centro-occidentale dell'Oceano Atlantico. In quelle acque, a una profondità di diverse centinaia di metri, le uova vengono deposte e fecondate dai riproduttori, che non sopravvivono alla straordinaria migrazione. Gli avannotti, dopo la schiusa, vengono trasportati dalla corrente verso l'Europa e impiegano più di 2 anni per raggiungere le coste italiane e dell'Adriatico. Giunte alle foci dei fiumi, le piccole anguille, quasi trasparenti, abbandonano le acque marine assumendo la tipica pigmentazione giallastra. Trascorsi altri 12 mesi e raggiunto il peso di 8-15 grammi, gli esemplari vengono chiamati ragani. La maggior parte di quelli che durante la risalita si fermano in prossimità del mare diventano maschi, mentre quelli che si allontanano di più dalle acque salate diventeranno prevalentemente femmine. In autunno, le anguille adulte iniziano a dirigersi verso il mare, per poi allontanarsi progressivamente dalle coste e scendendo in mare a profondità sempre maggiori. Per i biologi, ancora, non è chiaro come questi pesci riescano a orientarsi correttamente dalle foci dei fiumi Adriatico settentrionale fino all'area atlantica dei Sargassi, dove avviene la deposizione delle uova. Nell'ambito del mercato dell'acquacoltura, oggi l'anguilla europea è una delle specie più pregiate e che per decenni ha sostenuto un settore produttivo di alta qualità, specialmente nella zona del Comacchio e delle alte vallate del Nord Adriatico. L'allevamento intensivo, invece, praticato in tutta Europa, ha vissuto un suo apice negli anni 90. L'avvio dell'iticoltura prevede il prelievo in natura del novellame, che poi viene svezzato e accresciuto in vasche di cemento o vetroresina, utilizzando acqua dolce per accelerare il processo. In Olanda e Danimarca questo tipo di allevamento ha raggiunto forme iperintensive, con carichi finali di 150 kg di anguille per metro cubo d'acqua. Ad allarmare però è il netto declino di questa specie in natura, che la FAO quantifica globalmente in un calo di quasi l'80% delle catture nell'ultimo trentennio. Questa situazione, per certi versi simile a quella del tonno rosso, ha diverse cause. Ecco quelle imputabili direttamente alle attività umane. Al primo posto vediamo lo sfruttamento commerciale, come si accennava, che è stato e continua a essere ingente, anche sulla spinta dell'elevato valore della specie. Sfruttamento commerciale che ha determinato prelievi eccessivi delle forme giovanili. Al secondo posto, ancora più dannosa, vediamo la presenza di sbarramenti delle acque libere, dighe chiuse, che può impedire fisicamente gli spostamenti lungo i fiumi, necessarie per le dinamiche dell'accoppiamento. Altre 2 cause si aggiungono alle precedenti. Pare che anche le variazioni delle correnti oceaniche, determinanti per la prima fase della vita delle larve, siano favorite dai cambiamenti climatici. In parte anche l'aumento e la diffusione delle malattie parassitarie è spinto dal riscaldamento globale. L'insieme di questi fattori che abbiamo appena visto ha inserito l'anguilla verso il cosiddetto rischio critico, uno stadio prossimo all'estinzione,
che ha inserito questo pesce nella sua lista rossa. Per contrastare questa situazione, nel 2007 la Comunità Europea ha emanato il regolamento 1100, che pone l'obiettivo di ricostruire lo stock della specie, adottando misure urgenti e concrete per la sua tutela. Queste norme restrittive, inevitabilmente, hanno ridimensionato le attività economiche legate a questo pesce, determinando innanzitutto una maggiore difficoltà nel reperire esemplari giovani per avviare l'allevamento. La rapida impennata dei prezzi delle piccole anguille, fino a 1.000 euro al chilo, non può che ripercuotersi sui costi finali per i consumatori. Inoltre, esiste una commercializzazione illegale verso i mercati asiatici, dove gli iticoltori sono disposti a spendere fino a 2.000 euro al chilo per le anguille giovani. Al netto di tutto, perciò, il prezzo delle due forme comunemente commercializzate, il buratello maschio 120-180 grammi e il capitone femmina sopra i 350 grammi, è aumentata notevolmente. L'anguilla di valle selvatica, ad esempio, nel periodo natalizio, può sfiorare i 50 euro al chilo. Anche l'inquinamento ambientale ha contribuito notevolmente a rendere difficile la vita a questi pesci. Recentemente le ricerche hanno addirittura attestato che la presenza di cocaina nei fiumi mina il sistema nervoso delle anguille, ostacolando notevolmente le traversate oceaniche alla base della loro riproduzione. Detto questo, arriviamo ai giorni nostri, quindi, nel 2024, con la decisione nell'Unione Europea di fermare la pesca delle anguille nel Mediterraneo, per fermarne il calo. Stop di 6 mesi per i pescatori e totale per chi le pesca per hobby. Il futuro delle anguille europee è in forte rischio nel Mediterraneo e ci sarà uno stop nel corso dell'anno alla pesca di questi abitanti del mare. È stato stabilito dalla riunione della Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo dell'ONU, in cui è stata analizzata la situazione attuale e prese decisioni per il futuro delle anguille, che è molto apprezzata nelle cucine dei paesi dell'area. La Commissione ha anche deciso un divieto totale per la pesca dell'anguilla per chi lo fa per hobby, al di fuori del lavoro, e l'istituzione di una rete di monitoraggio per trovare le effettive misure da adottare per ribaltare l'attuale situazione. È quanto rende noto la Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo dell'ONU, che ha illustrato anche la pericolosità nei confronti di questa razza da parte dei cambiamenti climatici, della perdita degli ambienti abitativi per loro, l'inquinamento e la superpesca sulle rotte di migrazione, che parte dal Mar dei Sargassi e porta le anguille fino al Mediterraneo e il Nord Europa. Nel 2020 la migrazione tradizionale ha visto il più piccolo numero di pesci di sempre. Dal 2020 al 2022 è stata quindi portata avanti una ricerca dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, per un progetto di comprensione che ha coinvolto 9 paesi del Mediterraneo. Il risultato è stato pubblicato e presenta una situazione con dettagli sulla pesca delle anguille, su quante ce ne siano e sull'atteggiamento locale biologico ed ecologico. Il report offre anche uno sguardo comprensivo della gestione e della conservazione, oltre che su modelli da adottare per risolvere il problema. Il report identifica anche le lagune come habitat cruciale per le anguille nel Mediterraneo, anche se questi luoghi affrontano direttamente i cambiamenti climatici, la pressione della pesca e dell'inquinamento. La cooperazione tra enti di protezione e pescatori è essenziale per identificare e implementare misure adeguate, non solo per la gestione della pesca, ma anche per la protezione dell'ambiente e dell'organizzazione socio-economica che gira intorno a questa specie. Il piano della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo prevede quindi una chiusura di 6 mesi del tempo in cui pescare le anguille e impone lo stop totale alla pesca per hobby da chi non è pescatore per lavoro. Un altro passo previsto è proseguire il monitoraggio coinvolgendo i pescatori e gli scienziati in tutto il Mediterraneo. Lo scopo finale è assicurare la conservazione della specie e la conservazione dell'antica pesca tradizionale nelle comunità del Mediterraneo.